Al calar della sera lo sport ha sposato la tradizione a Casteo grazie alla regata delle Marie vinta dall'arancio della coppia Raffaella Vitadello-Francesca Calzavara. Una gara vinta grazie alla testardaggine delle due regatanti che hanno superato negli ultimi istanti di gara il bianco di Lorena Deste e Maela Zancan, che aveva dominato per tutta la gara. Ma lasciamo correre le immagini della regata e ricordiamo la tradizione della festa delle Marie. Era costume dei veneziani di benedire in chiesa di San Pietro di Castello il 31 gennaio, anniversario della traslazione del corpo di San Marco, i matrimoni di 12 povere donzelle, dotate a spese del comune. Nel X secolo, sotto il doge Candiano II, un'orda di pirati venuti dalle coste dell'Istria rapirono le fanciulle con il loro corredo e presero il largo con le loro barche. Ma il doge, circondato dai più valorosi tra i veneziani, inseguì i rapitori e dopo una sanguinosa battaglia recuperò le spose e le loro doti. Per festeggiare questa vittoria, ogni 2 febbraio il doge, accompagnato da 12 ragazze superbamente vestite, si dirigeva in corteo fino alla cattedrale di San Pietro di Castello. Con il tempo le 12 donzelle furono sostituite da 12 figure di legno ed è proprio per questa ragione che ancora oggi si usa l'espressione Maria de Toa o de legno, quando si vuole descrivere una donna fredda ed insulsa. La tradizione terminò nel 1379, epoca della guerra di Chioggia. Abbiamo visto l'affascinante operazione dell'armare una barca e io vorrei saperne un po' di più su questa tradizione. Infatti è quasi una specie di rito, gli stessi movimenti ripetuti più di una volta. È vero tutto ciò? Si può chiamare un rito? Sì, armare una barca è un rito. Un rito che viene fatto da quanti anni? Da sempre praticamente qua a Venezia? Sì, a Venezia e anche nel mondo, perché non è che abbiamo inventato noi la vela. Questa è una vela tipica nostra, lagunare, che è la vela al terzo. Ed è diverso armare una vela al terzo e armare una vela normale? C'è qualche manovra in più, c'è una manovra fatta per far stringere il vento all'antennella, che è la parte alta della vela, e si chiama bolina, serve nelle andature di bolina per stringere più il vento, appunto perché non svirgoli la vela nella parte alta. Quanti anni servono per diventare esperti nell'armare una barca? Nell'armarla poco, penso che su qualche uscita si riesce già a capire come funziona, e portarla, specialmente con cattivo tempo, ci vuole molto di più. Ecco, infatti per la voga veneta delle volte i movimenti di base si sanno, la staita e la premata, il mio veneziano mi scuserete, però è difficile, delle volte si va a girare sempre in tondo. Succede anche questo con le barche oppure? No, le barche vanno sempre avanti, bisogna vedere dove vanno. Quindi prima di portare da solo una barca, insomma, bisogna fare tante esperienze. Ci vuole parecchie esperienze. Direi che cominciando con dei venti molto leggeri, poi si porta, non dico con qualsiasi tempo, ma quasi. Bene, abbiamo introdotto quelle che sono le vele al terzo. Vele al terzo che sono molto importanti qui per Venezia, c'è anche un campionato della vela al terzo, ci sono molte gare. E che barche partecipano a queste gare? Solitamente ci sono Sampierotte, Topi, qualche altra barca tradizionale tipo Sciopponi, ma quelli sono pochi. Bragozzi siamo rimasti in 2, credo, 1 o 2. E come si riesce a capire quando uno vince oppure no? Cioè, come è praticamente normale come nelle altre cose, perché per voi forse è logico, però si vedono tutte queste barche che partono, questa partenza spettacolare, e forse a un occhio profano risulta tutta una gran confusione. Sì, credo sia molto difficile da fuori capire chi è il primo, chi è il secondo, anche perché se si ha un'andatura controvento c'è chi sceglie un'andatura e chi ne sceglie un'altra. Per cui ci si incontra poi all'arrivo e ci si gioca la regata lì, diciamo che è tutto un alternarsi di triangoli alla fine. Quindi non è una regata in linea che si riesce a capire chi è davanti e chi dietro, può darsi che sembri più indietro ma sei più avanti. Le caratteristiche del Bragozzo quali sono? Le caratteristiche, sono barche a fondo piatto, solitamente andavano dai più o meno 10 metri fino ai 15-16 metri. Le barche più grandi sono completamente sparite, è rimasto qualche Bragozzo che ora va dagli 8 ai 10 metri, non di più. E a Venezia quanti Bragozzi ci saranno? Io penso che a motore ce ne saranno forse una quindicina, a vela 2. Ce n'è 1 o 2 ancora a Chioggia, poi non so giù verso Rimini se c'è qualcos'altro. E una gondola si può armare a vela? Assolutamente no.
Un'eresia questa. Eresia. Tutto si potrebbe fare. Tutto si può fare. Beh, allora a questo punto non si potranno armare a Vera al Terzo, qui il vento tira, ci sono dei problemi con i capelli, comunque andiamo avanti e vogliamo vedere proprio le gondole del Consorzio Gondolieri che questa volta vanno in un percorso nei Rii di Venezia.